Dichiaro aperti i Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Un lungo applauso, lo stesso che ha accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in arena, saluta anche l'inizio delle Paralimpiadi di Milano-Cortina e spazza via per qualche minuto la lunga scia di polemiche che ha accompagnato questa edizione segnata dalle guerre. La cerimonia a Verona, Life in Motion, celebra la vita, il movimento e il cambiamento. Il Presidente Mattarella, arrivato in arena alle 19:15, ha salutato il Presidente del Veneto Alberto Stefani e ha incontrato le delegazioni dei comitati paralimpici nazionali. Nel parterre delle autorità, i Presidenti di Camera e Senato, e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Salvini, Abodi e Alessandra Locatelli. La forza paralimpica E beve via ad accendere il braciere all'interno dell'arena, dove più volte risuona la parola pace, pesa come un macigno l'assenza dell'unico atleta paralimpico iraniano bloccato nel suo paese a causa della guerra di USA e Israele contro l'Iran. Assenze che sono più visibili delle presenze lungo l'elenco delle delegazioni che hanno boicottato l'evento, a partire dalla Francia che ospiterà le prossime Olimpiadi invernali. Silenzi che fanno più rumore quando sfilano le delegazioni russe, bielorusse, americane e israeliane. Gli applausi per la delegazione italiana, la più numerosa e festosa, e ora lo sport e l'inclusione speriamo siano i protagonisti di questi giochi.